Sana Sanità. In questa puntata si parlerà di malattie e alimentazioni. Ospite con noi è il dottor Fabrizio Gallo, dietologo all'ospedale di Sestri Levante. Buonasera. Dottor Gallo, nutrirsi adeguatamente. Nutrirsi adeguatamente vuol dire varietà negli alimenti, nella scelta degli alimenti, equilibrio nel calcolo calorico. Uno non può mangiare di più di quello che consuma, semplicemente il conto deve sempre tendere a bilanciarsi. Buon senso, nel senso di non andare dietro ai luoghi comuni e a chi sponsorizza diete magiche, alle mode, certamente, e alimentazione in comunità, in famiglia, insieme, per il piacere di mangiare insieme e non da sole, la televisione, lo snacking, eccetera, eccetera. Eccessi e carenze nella nostra alimentazione. Negli ultimi anni appunto si è cambiato un po' le nostre abitudini alimentari. Avevamo il nostro modello mediterraneo che affascina tutti, che è stato protagonista di un riconoscimento dall'UNESCO di patrimonio mondiale dell'umanità, e abbiamo abbandonato questo modello per imitare sempre di più gli americani e i giapponesi, che a loro volta invece stanno cercando di imitare il nostro modello. Abbandonato del tutto, ma? Non abbandonato del tutto, però ecco gli errori più frequenti: il mangiare troppi grassi, troppe proteine, il non scegliere i gruppi delle frutta e della verdura, parlare continuamente di crocchette, di bastoncini, di sofficini, eccetera, eccetera. Troppe calorie? Troppe calorie, troppi grassi, troppi conservanti, troppe carne, troppa carne? Troppa carne in certi ambienti sì, in certi altri meno, cioè in Italia siamo comunque dei consumatori medi di carne. Troppo sale, troppo zucchero? Esatto, queste qua sono le regole che va già sottolineando, diciamo, gli errori più frequenti, insomma, dell'alimentazione. E a fibre come stiamo? Fibre purtroppo, soprattutto nei giovani, non stiamo tanto bene, perché non c'è l'abitudine a privilegiare il gruppo degli ortaggi, dei legumi e delle verdure, che quindi la raccomandazione sarebbe 30 grammi di fibra al giorno, che corrisponde a circa 3 etti di insalata, insomma, una cosa del genere. 3 etti di insalata è già ce ne vuole, infatti si parla di 3-5 porzioni di frutta e verdura al giorno, cosa che non fa quasi nessuno. Relazione tra malattie e modello di alimentazione. Sì, dal dietologo infatti ci deve andare il malato, dico io, quando arrivano che devono perdere 2 o 3 kg. Il buon senso direbbe, non so, ecco, seguo alcune regole che si sanno, o che di buon senso, che cioè non ci hanno mai insegnato i nostri nonni, non ci andavano dal dietologo, stavano in ottima salute, mangiavano bene, sì, sul modello che dicevamo prima, e quindi dal dietologo deve andarci il malato. Ogni malattia avrebbe la sua peculiarità, la sua scelta, le sue indicazioni, le sue prescrizioni, e su queste posso capire che l'utente medio non sia preparato, quindi ha bisogno di queste indicazioni, ma di mettere meno sale, o di bere solo un bicchiere di vino, a volte vengono e aspettano mesi per venire alla visita dietologica per sentirsi dire cose che sanno già, o perlomeno sanno ma con dei preconcetti, dei pregiudizi, dei luoghi comuni. C'è un'indagine che dice che il 34% della popolazione pensa che il metabolismo sia una malattia, che il 40% della popolazione pensa che i carboidrati siano una verdura, cioè ci sono delle indagini dove nonostante tutto c'è ancora molto ignoranza nel campo dell'alimentazione, basta gusto, ma niente di valore nutrizionale, quindi il croccante, la parte organolettica dell'alimento, ma non viene fatta nessuna educazione nutrizionale, per cui è un bello spettacolo, però non giova. Senza uno scopo ben preciso, esatto. Senza un traguardo. Le malattie che più incidono, che più sono correlate con l'alimentazione, si parla di diabete, com'è il mondo dei diabetici? Sì, prima è l'obesità, la malattia correlata maggiormente, perché malalimentazione o malnutrizione bisogna fare una distinguo per eccesso e per difetto, no? Cioè per difetto, sì.
e quindi quando manca qualche cosa di essenziale e per eccesso quando eccede in qualche cosa. E l'obesità è la prima malattia che è collegata poi a tutte le altre complicanze, no? Si parla appunto che la gran parte degli obesi siano anche diabetici, un'alta percentuale, quindi l'obesità purtroppo è l'epidemia di oggi, è in aumento, basta pensare che in Italia uno su due è in sovrappeso obeso, una donna su tre è un uomo su due è in sovrappeso, una donna su tre e 1 su 10 in tutta l'Italia, cioè ci sono 6-7 milioni di obesità vera. Quindi senza parlare dei bambini. Parla dei bambini, che siamo una delle nazioni purtroppo con record negativo di più alta percentuale di obesità infantile, dai 6 ai 9 anni. E senta, la pressione alta, anche lì l'alimentazione incide molto sulla malattia della pressione alta, l'ipertensione? Sì, è molto importante, soprattutto nel paziente in sovrappeso, perché il paziente in sovrappeso che non sa di esserlo, perché a volte basta non avere la circonferenza vita 94 cm per essere in sovrappeso, vuol dire che la circonferenza vita correla col grasso addominale, che è quello che condiziona maggiormente queste malattie che stavamo dicendo, diabete, ipertensione e dislipidemia, malattie dei grassi. Grasso addominale, lei ho sentito parlare di grasso bianco, grasso bruno, sì, com'è questi tipi di grasso? Il grasso bianco, il grasso anche quello dipende da dove è distribuito. Un conto, il grasso bianco è che addominale o viscerale, quello pericoloso è quello viscerale, che è all'interno degli organi. Il grasso addominale, il rotolino, soprattutto il sederotto un po' più grosso nelle donne o le braccia, quello non è un grasso pericoloso, quello è un grasso bianco periferico. Il grasso bianco viscerale è quello che avvolge il fegato, avvolge il cuore, è quello interno, che è quello che correla con un rischio alto legato alla circonferenza vita. Per quello che gli americani non guardano più il peso, perché se uno è 100 kg ma ha 94 di circonferenza vita va bene, vuol dire che è alto 1,90, che ha due spalle enormi ma ha una circonferenza vita normale. Il grasso bruno purtroppo nell'adulto e nella nostra razza ce n'è un pochino, è quello che ha una funzione tutta diversa sulla termoregolazione ed è un grasso importante ad avere, ecco, cioè, però tutto un... Lei ha accennato al fegato prima, e questo fegato grasso, che roba è? Sì. Quasi tutti i pazienti che mangiano male hanno il fegato grasso, leggerete nell'ecografia, nel 90% delle ecografie addominali, soprattutto nei pazienti in sovrappeso, il radiologo scrive steatosi epatica, che vuol dire fegato grasso. Fegato grasso è una malattia reversibile, nel senso che col dimagramento, con la sana alimentazione regredisce completamente, non è la cirrosi che non regredisce più, ma è la steatosi che viene consumato, viene rimesso e diventa e scompare. Quindi è una malattia, un'insufficienza epatica, è una malattia appunto che può condizionare la vita e anche la qualità. Ma non si deve perdurare molto con questa malattia, cioè bisogna prendere provvedimenti oppure... sì, la steatosi, il grasso del fegato, il fegato grasso si può avere per anni e anni, però i provvedimenti sono come quelli del sovrappeso. A un certo punto una persona deve decidere di perdere quel 10%. Lei mi chiedeva se la pressione è legata, no? Certo che è legata. Ogni chilo di peso che si perde in un paziente in sovrappeso, di 2 punti la pressione massima e di 1 punto la pressione minima scende. Ogni chilo di peso che questo si perde. Bisogna che lo faccia sentire a mia moglie, perché un pochino la pressione alta è leggermente sovrappeso, quindi bisogna fargliela capire bene potrebbe non esserci bisogno più della pastiglia per la pressione, appunto. Per quello. E il problema colesterolo alto? Sì. È correlato all'alimentazione? Sì, in parte sì, non completamente, non come i trigliceridi, c'è un po' di confusione in questo senso qua, perché dalla dieta le persone si aspettano molto di più. Con 300 di colesterolo totale e un colesterolo buono, HDL basso, è difficile controllarlo semplicemente con la dieta, perché con una dieta equilibrata, basso contenuto di colesterolo, che vuol dire massimo 300 mg al giorno, si può ridurre solo del 10%, quindi capisci che da 300 arriviamo
siamo comunque a 2,70, tutti sappiamo che sopra i 200 è un indice già di rischio. Poi è molto collegato al colesterolo buono, deve esserci un rapporto tra HDL e colesterolo totale minore di 4, e cioè uno con un buon HDL 60 si può permettere un colesterolo totale di 240, cosa che non può chi ha il colesterolo buono basso. E nell'alimentazione il colesterolo lì c'è molta confusione di dove è presente, perché non è sì, sappiamo tutti che nei formaggi, il pesce, però spesso ci sono dei luoghi comuni, non so, ecco, voglio dire, uno mangia il lardo pensando che comunque abbia sia colesterolo schietto. Non è vero, infatti ha tanto colesterolo come il pollo, ecco, anzi di meno del pollo, quindi sono tutti grassi diversi. Chi ha i diverticoli deve stare attento anche all'alimentazione. Sì, certo. La diverticolosi del colon è una malattia assai frequente, riscontro occasionale o in occasione appunto di una riacutizzazione di questi diverticoli viene fatta la diagnosi, perché i diverticoli c'è una dieta per prevenire la diverticolosi e una dieta per curarla. Per prevenire è chiaro che è la malattia che dicevamo prima, della carenza di fibra. La fibra si divide in due tipi, la fibra non idrosolubile e idrosolubile. Quella grezza, la crusca, è la fibra non idrosolubile, che è quella che serve per la stitichezza. Bravo, per la stitichezza. Invece le pectine, le mucillagini sono gomme che sono nella frutta e servono più lenitive e quindi hanno poco significato nella prevenzione della diverticolosi. Se c'è un'infiammazione dei diverticoli la dieta deve essere diversa, perché nella diverticolite allora la fibra bisogna lasciarla stare, soprattutto la crusca e soprattutto le fibre rustiche, soprattutto le fibre non idrosolubili, quindi lignee, e quindi nella forte infiammazione intestinale come nella colite, come nella diverticolite, la dieta deve essere a basso se non a bassissimo residuo e quindi stare attenti alle verdure da scegliere. Patate bollite, carote, vanno bene. E senta un po', è la malattia, quella che una volta era la malattia dei ricchi, la gotta. La gotta. E ce n'è sempre di questa. Sì, nella gotta è molto frequente, non è così frequente, meno, però legata a un acido urico naturalmente, proprio la gotta se ne vede meno di prima, ecco, proprio la gotta cronica col tofo, con l'alluccione, con il tofo alla luce, con le caratteristiche, si vede molto di più negli esami quando si fanno gli elevati acidi urici e lì bisogna pensare certamente a una dieta un po' meno proteica, all'elevare alcuni alimenti come il vino, la birra, mangiare meno proteine e per la gotta ci sono delle indicazioni che possono essere efficaci. E per l'osteoporosi? Il problema delle donne soprattutto, no? Esatto, l'osteoporosi è una malattia soprattutto nelle donne, ma non solo, anche legata a determinate malattie di malassorbimento, come io ho trovato degli osteoporotici celiaci, dei ragazzi che sono celiaci, quindi hanno un malassorbimento di calcio e si trovano celiaci a 15 a 20 anni, si trovano osteoporotici a 15 a 20 anni con un'osteoporosi tipo postmenopausale abbastanza grave. La dieta nell'osteoporosi deve essere certamente intanto correggere il sovrappeso se esiste, il contenuto di vitamina D, della dieta di calcio, di elementi minerali essenziali che possono condizionare un po'. Ecco. Senta, il Parkinson richiede una particolare alimentazione? Sì, il morbo di Parkinson, ecco, anche lì, ecco, nella prima fase della malattia in genere c'è una tendenza a dimagrire perché cominciano i tremori, le discinesie, che sono quei movimenti che il paziente consuma di più e quindi all'inizio, prima della diagnosi, si dimagrisce. Poi al momento della diagnosi, quando interviene il neurologo con i farmaci, con la dopamina, che è il classico farmaco, si tende a ingrassare perché viene compensata la malattia e quindi si tranquillizza e lì c'è una tendenza ad aumentare. Nella fase più avanzata della malattia, quando poi compare ulteriormente i blocchi, gli episodi on-off o addirittura la disfagia, che no, c'è di nuovo una fase di dimagrimento, quindi bisogna seguirli assolutamente dal punto di vista nutrizionale e abbiamo un gruppo infatti col dottor Pizio proprio di studio dei pazienti
pazienti, adesso dobbiamo iniziarne uno con la fisioterapia, con la fisiatria, con il reparto di riabilitativo di Sestri, perché c'è una dottoressa appunto che si occupa di Parkinson, che viene da Milano. E anche per la sclerosi multipla, per la SLA. Esatto. So che lei è impegnato in queste diete, in queste studiare delle alimentazioni particolari. Sì, anche per la SLA con il gruppo di studio appunto della ASL abbiamo costituito un piano diagnostico terapeutico che coinvolge il dietologo, il fisiatra, il neurologo, il pneumologo, e quindi viene preso un po' a 360 gradi, e dal punto di vista nutrizionale certo anche nella SLA all'inizio c'è una tendenza ad aumentare, controllare per il movimento, per poter proseguire anche nella deambulazione il più possibile, non si può avere dei sovraccarichi in eccesso, e dopo nella fase secondaria e avanzata della malattia la nutrizione è più verosimilmente artificiale tramite sondino, perché poi non ci sono le condizioni per poter deglutire bene. Senta, insufficienza renale, è una brutta bestia riguardo l'alimentazione soprattutto. Sì, l'insufficienza renale è una malattia grave naturalmente, che anche quella ha varie fasi, no? Cioè l'insufficienza renale in fase dialitica, quando è avanzata, il paziente in dialisi deve avere un tipo di alimentazione abbastanza sostenuta, però corretta, ma anche dal punto di vista calorico, energetico, perché la dialisi è un consumo e quindi c'è un dispendio energetico e bisogna correggerla bene. Prima, nella fase predialitica, è tutto concentrata a non far arrivare in dialisi, quindi la riduzione delle proteine, il controllo della creatinina, dell'azoto attraverso appunto l'introduzione di diete più dal punto di vista glucidico. Però ecco, l'insufficienza renale si utilizzava, adesso si fa un po' meno, ma quando c'è un'insufficienza renale grave si utilizzavano anche dei farmaci che si chiamavano chetoanaloghi, che servivano per poter introdurre gli aminoacidi ma non sovraccare il fegato di azoto, e quindi arrivare un po' il più tardi possibile in dialisi. E quindi però una dieta con adesso non erogano più i prodotti dietetici tipo, non so se ricorda, la Protein, che sono, ora facciamo pubblicità alle aziende, non va bene, però voglio dire prodotti nutrizionali a basso contenuto di proteine, perché le proteine non sono solo nella carne, nel pesce, nel formaggio, ma anche nel pane e nella pasta, ecco, quindi è importante. Prego. Ci sono certe ragazze che sono afflitte dall'acne, i famosi brufoli, e ne fanno una tragedia. Che cosa possiamo consigliare loro? Questo si può confrontarci con i dermatologi, che però dal punto di vista nutrizionale è molto... si ci crede molto meno alla dieta correlata cioè un tempo si pensava che certi alimenti potevano scatenare la crisi dell'acne, diversi sotto le sue forme tipi, però ecco non esiste precisamente una dieta per l'acne, ecco, in quel senso lì si pensava che certi alimenti, mangi la cioccolata, spunta, poi ci sono delle correlazioni individuali ma poco scientifiche, ecco, dal punto di vista. Senta, digiunare va bene? Ecco, questa è una grossa domanda, perché ora è di moda la dieta mima digiuno, no? Vuol dire, digiunare non fa bene in genere, perché, grazie, perché si mettono in moto dei meccanismi al quale l'organismo non è abituato. La cosa migliore è, come si diceva, da passare, mangiare più frequentemente possibile, tant'è vero che la raccomandazione è 3 pasti più 2 spuntini a base di frutta. Il digiuno è una serie di alterazioni metaboliche che possono condizionare biochimiche, che portano a una chetosi, che portano a una diminuzione dell'appetito. È un circolo vizioso che mette in moto il procrearsi, per farla breve, diciamo, dei glucidi che non vengono introdotti con la dieta, delle sostanze, smontando anche la massa muscolare e
appunto il digiuno è veramente diciamo, la parte affascinante, perché fa vedere come l'organismo anche in situazioni estreme ha delle capacità di adattamento meravigliose, che però non bisogna spronarlo più di tanto, nel senso che non si può mantenere a lungo termine un digiuno che condiziona troppo lo stato di salute, ecco perché. La tradizione della Chiesa, nella tradizione della Chiesa c'è il digiuno, sì. Gesù 40 giorni, il digiuno il venerdì. Sì. 40 giorni sono tanti. Sono tanti. Io posso essere d'accordo su certi, come si può dire, regimi alimentari dove uno prevede la dieta un po' disintossicante, ma un giorno ogni tanto, per dire quello che si chiama, ci sono degli studi, delle evidenze scientifiche dicono che un giorno alla settimana con una dieta col meno possibile proteine e glucidi può comportare dei benefici a lungo termine, ma sono anche sull'insorgenza di cancro eccetera, però sono studi ancora secondo me da validare completamente. Più legumi in tavola. Sì, assolutamente sì. Più legumi, perché i legumi sono un gruppo alimentare essenziale per le caratteristiche che hanno, perché sono molto proteici e molto glucidici, diciamo che è una carne pasta insieme il legume. No? Consumi regolari però. Esatto, il legume ha determinate controindicazioni nei pazienti, dicevamo prima, tipo chi soffre di meteorismo intestinale o di colite, allora bisogna stare attenti e togliere le bucce dei legumi, perché chi fa fermentazione nel legume è sempre la pellicola e non la fagiolana che viene passata, meglio nel passatutto e fare la crema di legumi e non col mini pimen, perché quello ha addirittura la frulla trita, invece il passatutto può rimanere, le bucce quindi nel passatutto hanno meno effetti collaterali, ma il legume è un grande gruppo alimentare che bisognerebbe appunto convincere i giovani che utilizzare e farli conoscere, perché nessuno conosce che esistono solo i fagioli, ma anche i lupini, anche i ceci, le lenticchie. L'esercito romano funzionava con i lupini, facevano queste marce nutrendosi di grandi lupini, almeno dicono gli storici. Più fibre vegetali. Ne abbiamo già accennato. Sì, la fibra vegetale è fondamentale, ecco, anche lì il convincere i ragazzi soprattutto che ne introducono meno, io vedo anche con i miei figli, non è facile perché c'è un meccanismo di gradimento che non è immediato, no? Cioè non è immediato, bisogna anche lì imparare, abituarsi piano piano, per quello che nelle mense scolastiche soprattutto diciamo. Voi proponeteli, continuate a proporli, perché le abitudini si possono modificare. Sì. Più carboidrati? Sì, la dieta bilanciata è fatta con un grosso, cioè al 55-60% del fabbisogno deve essere coperto da carboidrati complessi. Il sale che mangiamo ma che non vediamo. Esatto, esatto. L'aggiunta di sale dovrebbe essere sempre calcolata, specie in determinate patologie che dicevamo prima, come l'ipertensione, l'edema, eccetera, proprio perché gli alimenti hanno già il loro contenuto di sale. E questa è un'altra abitudine da guadagnarci sul campo, e cioè l'assaporare sempre di più il sale che nei cibi. Il nostro livello, diciamo, di sapidità degli alimenti è individuale, uno lo può adattare. Se uno invece di mettere 10 spruzzatine di sale ne mette 9, 8, 7, 6, si adatterà. Però è difficile. È difficile, perché se no è un'abitudine anche quella. Cibi industriali. C'è troppo. Nell'industria ora siamo sommersi appunto di cibi e dicevo all'inizio, ritornare a una dieta con cibi semplici e poco elaborati è fondamentale. Formaggi e latticini. Gruppo alimentare importante, da stare attenti quando c'è sovrappeso, perché hanno tante calorie, hanno tanti fattori favorevoli come appunto calcio, fosforo, però sono molto calorici e molto grassi. Il senso di sazietà.
Il senso di sazietà non tutti sanno che è dato prevalentemente dalle proteine, cioè se uno mangia grasso non ha sazietà, cioè il pasto, il primo che dà senso di sazietà sono le proteine. La bistecca alla fiorentina può stare 24 ore senza mangiare. I carboidrati sono al secondo posto e i grassi al terzo posto, cioè i grassi danno minor senso di sazietà. Il senso di sazietà è importante perché ognuno di noi deve recepire, per avere stimolato questi recettori che sono sullo stomaco, che danno l'ordine al cervello e che è nell'ipotalamo e che dice siamo sazi, devono essere, attraverso determinati ormoni eccetera, deve essere stimolato da un certo volume. Adesso per avere il certo volume il trucco potrebbe essere quello, aumentare tipo un bel piatto di pasta con le verdure e quindi aumenti il volume e recepisci quella distensione gastrica che da quel certo. Ci affrettiamo un pochino. Le combinazioni dei cibi portati in tavola. In che senso? Le combinazioni? Combinare sì. carne, carboidrati è difficile, bisognerebbe scrivere un decalogo per le famiglie. Sì, perché è giusto, ho preparato tutte le domande che ci fanno tutti i giorni. Perché le persone vanno in base al gusto. Il marito dice ma io vorrei mangiare un piatto di... Esatto. E non si ragiona in base a quello che serve al fisico, alla famiglia, eccetera. Bisognerebbe programmare un pochino questo. È vero. Nelle mode delle diete a rischio, infatti, esisteva un tempo la dieta dissociata, o tutta una cosa o tutta l'altra, che comunque le chiamiamo le diete a rischio perché non hanno evidenze importanti scientifiche, ma è quello che stava dicendo appunto legato al piatto unico o al primo secondo. La nostra tradizione dice, la tradizione italiana, primo piatto, secondo piatto, frutta o dessert, no? È quello che fanno le mense scolastiche, è quello che fa la ristorazione ospedaliera, è quello che fanno le ristorazioni degli istituti. Ma non è detto che tutti dobbiamo mangiare pranzo e cena, primo e secondo, è che è detto invece ed è importante mescolare i nutrienti, cioè è sbagliato, sono d'accordo, mangiare come adesso tanti dicono, no, io la pasta la sera non la mangio, è sbagliato mangiare il piattone di pasta e andare a dormire la sera, ma è sbagliato anche mangiare il piattone di pasta a mezzogiorno, perché deve essere sempre integrato con delle proteine e delle verdure. Il piatto deve essere completo, deve essere proteine, grassi e carboidrati nell'unico piatto. Ti dico, ma io non ho tempo a fare primo e secondo, ma non devi fare primo e secondo, basta mettere una pasta al pesce e verdure, c'è già tutto, oppure il panino al prosciutto crudo e l'insalata, c'è già tutto anche lì, cioè basta mescolare i 3 macronutrienti che sono importanti. Quando il formaggio parmigiano faceva venire la testa dura, Questo non lo so. quando ero ragazzo dicevano per far mangiare poco parmigiano guarda che ti fa venire la testa dura, perché era molto, è chiaro, è sempre stato un alimento. Perché era caro a quel punto. Sì, al suo paese non dicevano questo, a Lavagna si usava dire questo, dicevano questo le nonne. Senta, la dieta in ospedale, lei ha parlato di dieta ospedaliera, sì. È migliorata la dieta in ospedale? Sì, migliorata veramente in un modo significativo negli ultimi anni, anche perché io ricordo quando sono entrato, sì, c'era la cucina e diciamo che la scelta era più familiare, ma dal punto di vista nutrizionale è migliorata senz'altro. Riguardo ai bimbi sovrappeso, si fa abbastanza prevenzione? No, ci sono tante iniziative, ma non è cambiato granché negli ultimi anni, purtroppo ogni anno facciamo l'Obesity Day, i numeri non tendono a essere in riduzione, all'Obesity Day è un giorno in cui si dedica un po' di sensibilità all'obesità, per cui si portano i numeri, i dati, e non è cambiato granché negli ultimi anni, questo perché la famiglia ha una grossa responsabilità, come poi diranno, date sempre le colpe alle famiglie, ma non può il bambino mangiare l'insalata se il papà mangia le patate fritte, per dire una cosa semplice. Non può esserci la Coca-Cola perché mio marito la beve se il bambino è in casa e non deve berla. Cioè ci sono delle cose educative che vanno iniziate dai genitori. Se lei pensa che un genitore in sovrappeso
ha la probabilità di avere un bimbo in sovrappeso del 40%. Se tu entrambi come genetica, se entrambi i genitori sono obesi, ha l'80% il figlio di essere in sovrappeso. Genetica o ambiente? Qui è la grossa domanda. Sì, è uno e l'altro. Esatto. Sì. Ma senta, riguardo il cibo che fa risparmiare farmaci. Il cibo che fa risparmiare farmaci potrebbe essere, sì, ad esempio ho fatto l'esempio nel Parkinson, no? Cioè una dieta con le proteine, la dopamina è un farmaco che segue gli stessi canali di certi aminoacidi che sono nelle proteine, quindi se spostiamo tutte le proteine la sera e durante la giornata non interferiamo con l'assorbimento di farmaco. Noi abbiamo terminato, io vorrei però l'ultima parola al dottor Gallo che ci dicesse un po' quanto deve essere il girovita della donna, ripeterlo perché prima Sì, l'ha accennato, giusto. e quella dell'uomo. Allora, nell'uomo deve essere 94 cm e nella donna 80. 80, quindi bisognerebbe controllarsi. 80. Questo per avere un rischio moderato. Il rischio grave è 88-102, cioè sopra i 102 bisogna prendere provvedimenti. Allora, raccomandiamo ai telespettatori di tenere a mente queste. Io ringrazio il dottor Gallo, ringrazio il nostro cameraman e regista Christian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Bene. Arrivederci. Buonasera.